Siamo qui con Zoe, lo scultore delle pietre, dei sassi. Signor Zoe, come è cominciata la sua passione per questo lavoro, per questo hobby, per questa arte? Ho incominciato perché i sassi mi ha sempre attirato e ho incominciato a fare mosaico, una specie di mosaico, vasi di fiori. Poi sono passato ai pupazzi, ai putinat e con quelli piccoli, poi sempre più grandi, ho provato sempre più grandi e finché è venuta fuori questa roba. E poi quando sono andato in pensione ho lavorato per 20 anni, insomma, qua è il lavoro di 20 anni di lavoro e di polvere da mangiare. Sì, sì. e, e così continuo ancora finché che la salute mi tiene e che vado avanti, continuo a fare.